Giacomo Friso, il 33enne di Villafranca Padovana, accusato dell'omicidio di Michael Boschetto, resta in carcere. È stata infatti rigettata l'istanza di riesame presentata dai suoi legali. La procura contesta l'omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, elemento che emerge dalla ricostruzione fatta dal nucleo investigativo dei Carabinieri, in cui si descrive l'aggressione che sarebbe avvenuta in due fasi distinte, una ad un'ora dall'altra e per futili motivi. Un primo incontro tra i due sarebbe avvenuto alle 4:42 del 7 aprile, mentre l'accoltellamento fatale risalirebbe ai 20 minuti tra le 5:38 e le 6. C'è anche un'ipotesi sul movente, antiche ruggini, legate però non tanto all'ambito degli stupefacenti, quanto ad un senso di imbarazzo e di inferiorità provato da Friso fin da ragazzino, un sentimento di vendetta covato per molto tempo, rinfrancato dall'uso di alcol e droga.